Alberto Teso, avvocato delegato di Ascom per il territorio di San Donà e Jesolo. Avvocato, sono in arrivo delle novità che riguardano i bandi per il settore non agricolo che ha a che fare con il commercio. Quali sono queste novità, avvocato? Di un paio di giorni fa l'approvazione da parte di Avepa, che è l'agenzia regionale che si occupa appunto dei bandi di finanziamento, dell'approvazione di ben 9 progetti presentati da attività commerciali non agricole gestite da Vegal, che è il gruppo di azione locale del Veneto orientale, costituito dai comuni del mandamento di San Donà e Portogruaro e delle associazioni di categoria, e veicolate tramite Vegal alla Regione Veneto, che poi ha erogato questi contributi una volta valutati i progetti presentati. Sono 200.000 euro a fondo perduto che vanno a 9 imprese, da Portoguarese, San Donatese e Jesolo, e finanziano dal 35 al 40% di un determinato progetto. Questo vuol dire che si muoveranno entro i prossimi mesi investimenti per circa 500.000 euro. Il 40% o 35% lo mette la regione, la quota rimanente la mette il privato, però è un buon finanziamento soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Partecipare a un bando non è facile perché non è un bancomat o un jukebox dove basta inserire la monetina e avere un determinato risultato. C'è un'istruttoria complessa, non tutte le domande vengono accolte. Noi siamo molto soddisfatti come Confcommercio perché sulle 9 domande accolte dalla regione 8 sono state istruite e preparate dai nostri uffici di San Donà e Portogruaro. Questo significa che se l'imprenditore ha una buona idea e si rivolge all'associazione di categoria che riesce a istruire bene la pratica, ha buone probabilità di vedere accolta la sua domanda. Questi sono fondi che devono essere utilizzati, altrimenti tornerebbero all'Unione Europea. Sì, questi sono fondi europei, non stiamo ancora utilizzando quelli del Recovery Fund, sono fondi europei che devono essere utilizzati, pertanto è importante anche che a questi bandi vengano presentate le domande, perché dobbiamo spenderli questi soldi, perché le somme non spese ritornano indietro. Soprattutto progetti spendibili, quindi attuabili. Sì, il messaggio che vogliamo dare è questo: c'è la possibilità di avere del denaro fresco a fondo perduto. Ci sarà ancora più probabilità nei mesi a venire, proprio quando arriveranno questi fondi nuovi dall'Unione Europea, però bisogna avere dei progetti preparati, quindi l'imprenditore deve sapere che se ha un'idea la deve concretizzare in progetti, deve raccogliere preventivi, deve rivolgersi a un professionista o all'associazione di categoria come la nostra che gli prepara alla pratica, in modo che quando esce il bando la domanda può essere presentata rapidamente perché i tempi sono spesso molto ristretti, quindi è difficile che all'uscita del bando uno, se non è già pronto, che ha preventivi, disegni, studi, previsioni già pronte, è difficile che riesca a soddisfare i tempi e la documentazione necessaria per la partecipazione al bando. Queste 8-9 aziende che hanno partecipato hanno richiesto fondi per ristrutturazioni e rinnovamento di attrezzatura. Ristrutturazioni, rinnovo locali, sia per ristrutturazioni edilizie che per rinnovo dell'attrezzatura. In questo caso specifico il bando si chiama 6.4.2, è un bando legato al territorio, quindi bisognava presentare una domanda in qualche maniera collegata al nostro territorio del Veneto orientale, quindi collegata a piste ciclabili, a prodotti del territorio, eccetera. Ma ce ne saranno molti altri bandi che arriveranno, bisognerà essere pronti e preparati, quindi prepariamo progetti esecutivi, andiamo da architetti, prepariamoci con tutta la documentazione, raccogliamo preventivi perché nei prossimi mesi bisognerà essere pronti. Se questi soldi non li spendiamo noi, li spenderà qualcun altro.